Alcune cose che abbiamo richiesto sono ricomprese in questo decreto e faccio riferimento al fermo degli pagamenti che vengono prorogati al 31 di maggio e con la possibilità di avere anche delle dilazioni di pagamento. Poi il rifinanziamento del Fondo Centrale di Garanzia è un'altra delle cose che noi chiedevamo, con l'estensione poi anche della garanzia fino all'80%. E poi anche lo slittamento della moratoria dei mutui che andrà fino al 30 di settembre, anche questa è una cosa che noi chiedevamo e che va nel verso degli aiuti alle imprese. Adesso ci attendiamo però degli aiuti con i prossimi decreti, come già ci è stato detto che ci saranno dei decreti susseguenti in base alle necessità che verranno avanti, di avere un sostegno per le partite IVA, per i piccoli imprenditori e ci attendiamo inoltre anche che ci siano delle iniezioni di liquidità nel sistema, perché a fine di questo percorso che finirà sicuramente questo momento di grande crisi, che ci sia la possibilità di ripartire con una forza finanziaria importante.